Due squadre in cerca di riscatto si affrontano al Palaconi. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti a Futsal Femminile Cagliari, città di Falconara, sfida pallida per il 15° turno del campionato di Serie A. Si gira bene qui Erika Ferrara, anche trattenuta. Sofia Vieira, l'assist al bacio da Rocia e poi la traversa, allontana Mascia. Non è finito il pallonetto di Vieira, è troppo debole, si salva l'FFC. Attenzione al tiro di Milena Gasparini, respinto da Di Biase, si fa vedere anche l'FFC che non resta a guardare. Marta da posizione defilata, ancora Di Biase, alza bene e propone sulla parallela per Sabrina Marchesi. Il tiro in diagonale è insidioso, 8,52 alla pausa. Ciferni ci prova, un diagonale insidiosissimo, respinge Mascia. C'è tutto lo spazio per Ciferni, il pallone dentro per Moreira, è arrivata la deviazione di Dayan da Rocia, l'autogol che porta avanti il città di Falconara. Si allunga troppo il pallone, Martin Cortés lo regala praticamente a Guti. Attenzione Moreira e ancora un autogol di Dayan da Rocia. Sfortuna nera per l'FFC, beffato nuovamente. È andata incontro Dayan da Rocia, qui ancora una bella manovra, il tiro potente di Erika Ferrara, smanaccia sopra la traversa Mascia. Intanto l'indecisione che costa carissima. Arriva il gol di Luciani, 3-1 per il città di Falconara. Rimane a metà strada Mascia. Sul pallone non è rimasta in porta, favorito l'intervento di Vieira. Qui ci prova invece Dayan da Rocia. Martin Cortés a contrasto con Vieira. Martin Cortés dentro per Marta che trova il gol del 3-2. Una sassata sotto la traversa per riportare in partita ancora l'FFC. Martin Cortés, Marta si gira e tira la risposta di Di Biase, le sottrae il pallone, poi si lancia in contropiede Luciani, in porta la respinta corta di Mascia e punisce Sofia Vieira. 4-2 città di Falconara. Marta, ancora un tiro. Guti, la respinta di Mascia. Cortés, il giro palla dell'FFC, il pallone messo dentro, poi Martin Cortés fuori di un soffio, incredibile chance. Ancora Marta, prova a smarcarsi dall'altra parte Gasparini, il pallone respinto da Di Biase. Martin Cortés accorcia per l'FFC. Gasparini, il velo da Rocia sul primo palo, ci ha messo una mano Di Biase. Dayan da Rocia, Cuccu, poi ancora Marta sull'attacco di Luciani. Attenzione, la porta è vuota e arriva il quinto gol del città di Falconara, la doppietta di Sofia Luciani. Ancora Milena Gasparini in angolo da Rocia e poi con il tacco per poco non trovava la rete Claudia Cuccu. Ed è dura, contrasto Filippa Mendes, gran recupero di palla per Mendes, dentro per Da Rocia, la parata di Di Biase. Qui Marchese trova il palo, incredibile. Martin Cortés, Marchese cerca Marta dall'altra parte. Qui Isabel Pereira pesca il jolly, il gol che chiude la partita sul 6-3. Finisce qui il città di Falconara, espugna il Palaconi di Cagliari con il risultato di 6-3, 10ª vittoria stagionale per la squadra di Massimiliano Neri.